Dopo il maxi sequestro preventivo da 20 milioni di euro a carico dell'imprenditore agrigentino Marco Campione, ascoltiamo il procuratore reggente di Agrigento Salvatore Vella e poi il capo della direzione investigativa antimafia DIA di Agrigento e il vicequestore Roberto Cilona. Quello che fino adesso ha accertato il Tribunale di Misure di Prevenzione ed è un accertamento cautelare, quindi non definitivo allo Stato, è che l'imprenditore Marco Campione gestiva un'impresa illecita, finalizzata ad un arricchimento illecito e alla commissione di diversi reati, e ha disposto il sequestro attualmente di beni per circa, se non oltre, 20 milioni di euro tra beni aziendali, partecipazioni, mezzi a disposizione e anche liquidità. Trovati anche contanti perché erano due aziende, queste colpite dal sequestro, che erano ancora attive sul mercato, quindi abbiamo trovato anche contante per più di 300.000 euro sui conti, e complessivamente non si può non sottolineare che è un sequestro di grande importo, che colpisce una fetta dell'economia di questa provincia, ma colpisce anche aziende che si muovono e che hanno giocato un ruolo come player fondamentali anche in ambito regionale o nazionale, quasi sempre in esecuzioni di appalti di opere pubbliche, quindi player che avevano ancora la loro importanza, appartenenti ad un gruppo economico, il gruppo Campione, che probabilmente era il più importante della provincia di Agrigento e che giocava su determinati tavoli un ruolo importante anche in altri territori nazionali. Il centro degli accertamenti è la Girgenti Acque SpA, che oggi è stata dichiarata fallita, che è stato il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento, e che ha riguardato tante cose, perché non è soltanto la gestione dell'acqua, la gestione della depurazione, ma le assunzioni clientelari, così come le definisce il Tribunale, per centinaia di soggetti, l'esecuzione di appalti, l'acquisto di beni e servizi da parte della Girgenti Acque, quindi con soldi dei cittadini agrigentini o con soldi pubblici, soldi che andavano, così come è stato dimostrato mettendo in fila i numeri, per la gran parte, per la maggior parte, alle sole società del gruppo Campione, spesso transitando da un'altra società, la Idor Tecne SRL, voluta da Marco Campione, che è stata creata dentro Girgenti Acque e che probabilmente serviva soprattutto a questo, cioè a dragare soldi pubblici per farli transitare nelle casse del gruppo Campione senza avere il controllo degli altri soci della Girgenti Acque SpA, che non fossero le società del gruppo Campione. Quindi è un provvedimento che ha una sua natura cautelare rispetto a quello che sarà un vero e proprio processo di prevenzione, che porterà eventualmente a una confisca del patrimonio che risulta essere, secondo appunto la normativa prevista nel codice antimafia, reimpiego di attività illecite. Solo in questo caso potrà essere considerato utile acquisirlo al patrimonio dello Stato attraverso la confisca. Le misure di prevenzione, specie quelle di natura patrimoniale, sono misure che fanno parte dell'architettura del sistema appunto previsto nel codice antimafia e colpiscono la cosiddetta pericolosità sociale, sia essa qualificata nel caso appunto dei mafiosi, sia non qualificata o cosiddetta generica come nel caso in esame. Ad ogni modo si tratta non di un actio in rem, ma si tratta di un vero e proprio procedimento che colpisce un soggetto sulla base di una prognosi di pericolosità sociale.